Un piano ragionato di tutela idrogeologica del territorio è quanto serve al Veneto per scongiurare emergenze come quelle che quasi regolarmente dal famigerato autunno del 2010 ad oggi hanno caratterizzato la storia dell'area. Disboscamento ed urbanizzazione industriale e civile, nonché reti fognarie e di canali obsolete, hanno talmente indebolito il terreno da renderlo ormai incapace di attutire l'urto di precipitazioni, divenute oltretutto sempre più considerevoli in termini di quantitativi di acqua caduta, le cosiddette bombe d'acqua. Ciò non significa rinunciare ad insediamenti produttivi ed abitativi, bensì concepirli secondo autentici criteri di impatto ambientale, privilegiando la creazione di aree verdi boschive e razionalizzando le opere edilizie. Negli ultimi anni la Regione Veneto ha realizzato centinaia di interventi idraulici importanti, anche se non risolutivi, come si sta verificando. Il danno, in altre parole, è stato provocato e se non risulta irreversibile a questo punto poco ci manca. Gli invocati invasi, chiamati vasche di laminazione, possono per lo più sostenere i sovraccarichi, scongiurando l'odiosa situazione, per lo più taciuta, di mirate rotture di argini, quando non di aperture di chiuse o sbarramenti idraulici per salvaguardare certe aree a scapito di altre.